Rieccoci insieme, cari telespettatori. Stiamo facendo un'analisi territorio per territorio dei valori degli immobili compravenduti, valori reali, coadiuvati naturalmente nel computo dai professionisti, degli agenti immobiliari di FIAIP Veneto, FIAIP poi territoriali. Stiamo parlando di FIAIP Monitor, Osservatorio del Mercato Immobiliare, molto importante per capire dove stiamo andando. Poi vedremo dove stiamo andando concretamente anche con il regionale. Andiamo ancora ai territori. Abbiamo lasciato Venezia e Vicenza e adesso abbiamo Rodolfo Rota, delegato FIAIP Monitor di Belluno, e Matteo Prudenziati, presidente FIAIP Rovigo. Partirei con Belluno, anche qui un territorio che è stato al centro dell'attenzione per ovvie ragioni. Sono state fatte delle opere di viabilità, forse vabbè, non entriamo nel merito specifico, ma che cosa ci dice il 2025? Il 2025 è stato un anno abbastanza particolare. Da un punto di vista di vendite globali c'è stato sicuramente un po' un calo, diviso però in maniera diversa. Il capoluogo ha avuto un ottimo risultato, il resto della provincia è stato un po' più scarso. Diciamo che è un po' un insieme di problematiche. Io considero sempre Belluno un po' come potremmo definirla, la Cenerentola del mercato immobiliare veneto, dove abbiamo, secondo i portali, i prezzi, la provincia più cara in assoluto, poi in realtà abbiamo una situazione estremamente variegata, quindi abbiamo le zone di montagna diciamo conosciute, Cortina, Rabba, Misurina e quant'altro, con prezzi estremamente elevati. Poi magari a 8 km di distanza troviamo dei prezzi che sono assolutamente bassissimi e con nessuna richiesta. Ecco, per cui abbiamo una situazione veramente... La famosa desertificazione di certe aree. Certamente, anche perché diciamo, sono comuni con meno di 1000 abitanti, con grandissime problematiche che vanno dalla scuola ai servizi e viabilità e quant'altro. Inoltre abbiamo, soprattutto in queste zone, molte case vecchie, con proprio struttura in pietra, sola in legno, che sono difficilissimi da sistemare, estremamente vincolate, una attaccata all'altra, con spazi esterni praticamente inesistenti per un parcheggio o quant'altro, e i costi di ristrutturazione assolutamente improponibili. È la realtà del centro Italia, di certi comuni bellissimi del centro Italia. Certo. E quindi si ritrova anche in questo spazio. Noi ci troviamo in molte posizioni. Poi da noi purtroppo la viabilità l'ha fatta padrone, perché basta fare, ribadisco, 6-7 km per avere delle differenze di prezzo folli. Cioè, tipo? A 1000 km, non so, abbiamo delle località dove si compra tranquillamente a 1000 euro al metro, forse anche un po' meno, case abitabili, e a 7 km di distanza 4.500 euro al metro le case nuove. Per cui si capisce anche bene che soprattutto per quanto riguarda la parte residenziale si creano delle problematiche importanti. Quest'anno abbiamo appunto visto un buon andamento del Comune di Belluno. Anche qui dobbiamo dividere però il mercato in più zone, o per meglio in più trend. C'è il trend del nuovo, un po' una nicchia, sia per il prezzo che per le dimensioni. Dopodiché abbiamo il trend dell'usato, però tenuto bene, con pochissimi lavori o addirittura nessun lavoro. In questo caso c'è un'ottima richiesta, si vende molto velocemente e con prezzi tutto sommato anche buoni. Dopodiché abbiamo la situazione dell'usato da ristrutturare, che in realtà se si vuole vendere è in calo, perché i costi di ristrutturazione sono importanti e quindi si crea una situazione di costi da tenere ben presente. Questa osservazione, che poi magari muterò anche al Presidente regionale, mi fa fare una riflessione, cioè voi vi trovate penalizzati, di fatto sì, perché è ovvio, anche voi avete maggior felicità nel vendere un immobile a un bel prezzo, tutto sommato. Perché questa benedetta ristrutturazione è l'incubo dell'acquirente, l'incubo per i tempi incerti, per i costi aleatori, per i professionisti da coordinare, per una serie di cose che chi l'ha affrontata ne è uscito devastato, no? Ma veramente è una cosa così. Per cui quasi quasi sarebbe anche da valutare, qui è una provocazione che tanto faccio lei, dopo magari mi risponderà, trovare delle soluzioni di
coordinamento con quegli artigiani del settore che possano trovare un sistema, il sistema casa, che chiami quel blocco di artigiani che esiste e che ti risolve il problema in poco tempo senza far impazzire l'acquirente, in modo tale che anche voi avreste un vantaggio nel vendere un immobile che ha un suo perché, insomma, perché purtroppo se no l'acquirente si trova veramente in una Questo situazione di difficoltà. sicuramente, il problema però è anche che molto spesso andiamo a lavorare in condomini dove magari 3 vogliono ristrutturare ma gli altri no. Questo è un altro aspetto. È un esempio di una casa in centro storico dove abbiamo 2 appartamentini meravigliosi, però purtroppo all'ultimo piano c'è una persona che ha una certa età, non ha la disponibilità economica per poter operare, e se uno guarda dall'esterno prende paura quando vede la casa, insomma, ecco. Però all'interno sono 2 appartamenti meravigliosi. Certo. E questo fa la differenza. E questo fa la differenza. Sì. Abbiamo poi una situazione anche ultima sulle ville, abbiamo più ville in questo momento in vendita, è cambiata un po' la tipologia di cliente, mentre una volta, diciamo, le ville importanti c'era una richiesta veramente buona, adesso essendo case molto grandi, dispersive, molto spesso anche molto personalizzate, diventa un po' più difficile presentarle. Chiaro, la gente cerca case più piccole, è cambiato forse anche la visione della casa, mentre una volta la villa era un po' l'arrivo di una vita di successi, per cui prestigiosa, è importante farsi vedere un po'. Adesso le famiglie sono molto più piccole e c'è più la fruibilità del bene che viene presa in considerazione. Chiaro. Qua emergono proprio altri elementi strategici che sarebbero da analizzare individualmente. Sì, sono quasi sociologici. Sì, sociologici, ma è uno spaccato molto interessante, perché la casa apre tanti versanti. Sì. Allora, grazie. Passiamo adesso invece a lei che rappresenta Rovigo, anzi è presidente di FIAIP Rovigo. Rovigo, tutta l'area del Polesine. Niente un po' di meno, quindi una realtà molto vasta, molto vasta, particolare, perché va dal Veronese fino all'Adriatico. Siamo una terra di mezzo da sempre, quindi è un mercato che però sta dando delle soddisfazioni, continuiamo ad avere un buon trend di vendite. Ovviamente, confesso, è un po' a macchia di leopardo, nel senso che abbiamo i centri urbani principali che sono ancora vivi. Abbiamo dei buoni dati, dei riscontri interessanti, partendo dal capoluogo. Nella parte, diciamo, verso il Veronese, Badia e Lendinara lavorano, sono territori dove c'è anche molta richiesta, fino ad arrivare a Occhiobello e verso il Ferrarese, quindi, ed Adria verso il mare, e dopo abbiamo una situazione un po' fuori dagli standard, che è quella del Rivierasca, cioè quella del mare, appunto, di Rosolina e Albarella in particolare. Che vanno bene? Vanno molto bene. Perché Rosolina ha avuto tanti anni fa un crollo. Anche Albarella aveva subito qualche anno fa una diminuzione delle compravendite e dei valori. In questi anni ha avuto un ottimo riscontro, soprattutto dopo il Covid. Diciamo che è un territorio che continua a darci buoni segnali. Notiamo un cambio. Investire. Abbiamo anche dei valori, diciamo, di acquisto abbastanza interessanti, quindi chi vuole anche investire, abbiamo clienti che comprano da fuori provincia sul territorio, perché la redditività non è male rispetto ai valori di acquisto, quindi abbiamo delle locazioni anche che danno delle soddisfazioni a livello di ricavi. Poi, ripeto, è un territorio che rispetto ai miei colleghi è sicuramente più attrattivo dal punto di vista dei prezzi, però sta dando buoni segnali. Questo è significativo e molto importante. Allacciandomi a questi discorsi che stiamo facendo, in modo particolare, Presidente, vedendo Belluno, Rovigo, poi certe aree del Vicentino, più che altro che le zone centrali di Padova, Treviso e Vicenza, insomma, che sono nuclei, quanto sociologicamente viene ad essere determinante le aziende e quindi il lavoro delle persone? Perché noi nel Veneto siamo abituati, contrariamente ad altre realtà nel mondo, compro la casa perché lì lavoro.
ovvio, cioè non posso permettermi di fare 200 km al giorno per andare a lavorare, e se compro, altrimenti sono in affitto, nel limite possibile, ma compro quando mi sono stabilizzato. In proiezione futura, di grande mobilità, che cosa ravvedete? Se c'è una previsione futura di questo, oppure se per il momento non condiziona, perché gli acquirenti magari dalla vostra analisi hanno una certa età, per cui magari l'acquisto adesso è rivolto a chi ha over una certa cifra, una certa età appunto. Intanto abbiamo compreso le caratteristiche diverse della nostra regione, e mi consenta anche di dire che questa trasmissione si è percepito in modo assoluto la precisa specificità del lavoro fatto dai singoli delegati, che oltre, come ho detto in precedenza, è stato enorme, ma è stato veramente di gran rilievo. E questo perché l'obiettivo nostro primario è essere una bussola affidabile del mercato. Chiaro è che sui territori vari bisogna fare delle considerazioni, quindi arrivo in risposta alla sua domanda. Mercato immobiliare vuol dire anche chiaramente lavoro, vuol dire servizi e vuol dire tutto ciò che può essere chiaramente competitivo rispetto ad un mercato spiegava in bene crescita. Belluno. Belluno ne è un esempio, ma non solo Belluno, perché comunque altri territori hanno caratteristiche similari. È chiaro, più un territorio offre servizi, offre opportunità, e più indubbiamente quel territorio ha anche una crescita immobiliare di conseguenza. Ci sono ovviamente delle situazioni un po' più precarie, però devo dire che, ascoltando un po' in generale le situazioni territoriali, il mercato veneto, così come il mercato nazionale in generale, ma quello veneto ha sicuramente avuto una situazione più che positiva, con un trend sotto un profilo di proiezione futura che comunque riteniamo continuerà a dare ragione alle famiglie e alle imprese, visto che parliamo comunque anche di lavoro e di ciò che chiaramente sono i presupposti di rappresentanza territoriale delle aziende. Ecco, delegato alla comunicazione, quanto conta, alla luce di quanto è emerso, interagire, interloquire con le amministrazioni dei vari territori, perché quando vediamo che ci sono criticità legate ai servizi, alla fruibilità o meno della viabilità anche all'interno delle stesse città, perché i lavori del PNRR diventano eterni, perché per una serie di valori, quanto diventa importante voi rappresentate una categoria professionale che è l'interfaccia del sentiment della popolazione. Sicuramente noi siamo comunque il front office, no, delle richieste poi del pubblico, di conseguenza raccogliamo quelli che sono i sentiment, le necessità, e le dovremo in qualche modo trasmettere anche. Peccato che magari non tante volte o quasi mai siamo presenti nei banchi di lavoro, nei tavoli di lavoro delle amministrazioni pubbliche. Perché hanno paura di voi. E io non capisco perché non mordiamo nessuno, non abbiamo mai fatto assolutamente niente di male. Potremmo dare, ma per carità, potremmo dare comunque, credo, un contributo molto interessante, soprattutto quando si parla di abitazione, quando si parla di urbanistica, quando si parla di infrastrutture legate comunque all'abitare. Faccio un appello a questo, alla nostra amministrazione, sia quella provinciale per quanto riguarda Padova, essendo io di Padova, e anche per quanto riguarda magari anche a livello regionale. Il nostro potrebbe essere, anzi dovrebbe essere, un contributo rilevante, soprattutto perché, lo dimostriamo anche con dati alla mano, abbiamo una conoscenza veramente molto specifica del mercato. Assolutamente, quindi dovreste avere anche un'interazione con le istituzioni pubbliche più forte. Sicuramente quindi, sì. Prego. Mi consenta su questo passaggio, perché è chiaro quanto ha detto il delegato regionale, è altresì vero però che abbiamo fatto comunque dei passi molto importanti, perché le istituzioni, lo dicevo in premessa quando si parla anche di un osservatorio immobiliare specifico, le istituzioni ci stanno comunque ascoltando, abbiamo delle situazioni territoriali, Verona è un esempio, da 4 anni abbiamo iniziato un tavolo tecnico all'interno del comune dove c'è tutta la filiera professionale e tecnica degli operatori del settore, e FIAIP ha diciamo questa autorevolezza di essere
in rappresentanza per la categoria, e questo è un aiuto per la filiera stessa, perché noi riusciamo ad anticipare comunque quelli che possono essere dei trend di mercato, e quindi parlando di normative, parlando di urbanistica, diventiamo degli attori fondamentali. Ecco, riallacciandomi esattamente a questo, è vero, la mia è una provocazione ovviamente, perché abbiamo lavorato per molto tempo nel provare ad entrare, ci stiamo un po' alla volta riuscendo, ecco, stiamo diventando grandi. No, ma perché effettivamente, pensando un po' in generale, uno non pensa alla rappresentanza degli agenti immobiliari. Perché? Perché siete liberi professionisti, le famose partite IVA, e normalmente sono, tra virgolette, cani sciolti, no? Nel mercato, cioè, e invece voi siete proprio coesi, fate la formazione, fate tutta una serie di, come anche questo osservatorio, è frutto di un lavoro congiunto di grande peso, diciamo, per cui che c'è una grande appartenenza all'associazione, e poi devo dire che a livello sia locale che nazionale, insomma, contiamo dei numeri importanti di associati che condividono quantomeno la stessa idea e la stessa filosofia e la stessa modalità di lavoro. Chiaro. E non è poco. Assolutamente, quindi oltre ad essere per voi stessi, per gli appartenenti, per le nuove leve che sono motivate a essere seguite, che stiamo cercando anche di far crescere, c'è anche proprio una parte di FIAIP che guarda proprio i giovani, gli under 30, piuttosto che, sì, sicuramente. Diventate anche un interlocutore istituzionale, sì, che non è cosa di poco conto, sì, assolutamente. Il tempo è volato. Mi sarebbe servito molto più tempo, perché mi sarebbe piaciuto entrare negli spaccati territoriali, perché veramente ci sono tante cosette che poi possono emergere. Ma tant'è, magari avremo ancora modo di approfondire queste tematiche. Io vi ringrazio tutti, perché veramente siete stati molto importanti e significativi. Vi rinomino, così i nostri telespettatori hanno presente chi ha partecipato: Gianluca Savoia, presidente FIAIP del Veneto; Gianluca Basso, delegato FIAIP Monitora Regione del Veneto e delegato alla comunicazione per quel che riguarda Padova; Franca Penner, delegata FIAIP Monitora Padova; Sabina Bittante, delegata FIAIP Monitora Treviso; Barbara Lorenzoni, FIAIP Monitora Verona; Jimmy Bortolami, delegato FIAIP Monitora Venezia, che ha lasciato il posto invece a Rodolfo Rota, delegato FIAIP Monitora Belluno, che è qui presente; Luciano Zanini, delegato FIAIP Monitora Vicenza, che ha lasciato il posto a Matteo Prudenziati, presidente FIAIP Rovigo. Grazie a tutti quanti voi, rivedete poi la puntata naturalmente su YouTube e sul web, e poi dubbi, perplessità, rivolgetevi agli agenti immobiliari iscritti a FIAIP dei vari territori. Buon proseguimento, buona serata.